questo tubo. Ora io che vengo dall'edilizia, non sai qual è il tubo più basso? Qual è? Chiedo da fognatura. Certo. Me ne indo un pippino da ferro vecchio, mi fece dare un tubo di piombo tanto, lungo 2 metri. Sì. Signora Rosa, davanti ufficio a campana, di dietro tagliazzai ufficio a forma di becchino quando ci appoggio un muso. Sì. Pigliai in ligno, ci unguduriai tutto attorno più grosso del mio corpo, poi ne sciu ligno, mi ammucalai, mi tagliai in do specchio. Com'era? Un trombatore preciso. Meno male. Preciso. Meno male. Giro pagina di questo meraviglioso libro e al centro c'era scritto ho capitolo. Devo capire. Ho capitolo I. Cioè secondo, ormai lo sapete. I, secondo. E c'era scritto per suonare il trombone aprite le orecchie, che io parlo nel vostro interesse. Sì. Per suonare il trombone ci vuole la musica. Giusto. Bravo. La musica si fa con le note. Sì. Le note sono 7. Giusto. Come i 7 nani. Va bene. Che però non si chiamano come i 7 nani, pigliolo il capo, lo mangio, lo stringelo. No, non si chiamano così, no. Ma si chiamano Do, Re, Mi, Fa, So, La. E sono 6. Sì. No, dico, sono 6, lei ne ha dette 6. Do, Re, Mi, Fa, So, La. E sono sempre 6. Sì. Sono 6. Sì, minchia sì! Ma non mi devi dire sì. Sì, la settima. La settima è sì. Ma scusi, Se lei fa la pausa. se io piglio un colpo di tiramento di fiato e con un colpo di fiato faccio Do, Re, Mi, Fa, So, La. Lei è pigliare usato per dire questo è secondo me. Karima può confermare che si prende il fiato per poter Per cantare. dire la Lei settima l'ha no. preso poco fa per fare quella canzone bellissima. Do, Re, So, La? Sì. Giro pagina e al centro c'era scritto ho capitolo I. Cioè terzo, avete capito che vuol Come dire? per dire massima attenzione. Sì, certo, terzo vuol dire. E c'era scritto esempio di melodia musicale. Con le note si fa la melodia, giusto? Cioè, E c'era scritto Si, Mi, Fa, Mi fa, La, Fa, Sol, La. Io dissi, ma che minchia significa? guardi, devo dirle che non ho capito niente neanche io, che un poco strimpello anche il pianoforte. Signora Quindi... Rosa, non c'era scritto se ti fa fame te fai la fa sol. Certo. C'era scritto sì, mi fa fame, mi fa la fa. Come minchia ma fa sta Certo. La domanda sorge spontanea, cioè, e allora? Segue. C'è la Giro pagina manuale, e al sì. centro. Sì. Ho capitolo. Ho capitolo IV. Che sarebbe quarto. IV. Sì. E continuava la melodia che faceva La, Mi, Sol, Re, La. Mi, Fa, La, Fa, Sol, La. E allora era è chiaro, la ma musica non inganna. Facciamola insieme tutti, allora. La melodia era? Sì. Si, mi fa fame, mi fa la fa sola. La mi sorella mi fa la fa sola. È chiaro, la musica non inganna. La musica è veramente perfetta, giusto. E allora? Chi gliel'ha fatta questa fasola? Siccome io sono nonnaio, Appunto. chiamai a mia moglie, no? Sì. Ci buttai uno sgrido di lontano, ci disse Croce! Croce No, l'ha chiamata? fissa! No, Fissa! Vieni! Io da creatura vieni con gli emitti denti così. Mi disse, amore, che cosa? Amore mi chiami? Ti disse, non ti rosicare. Amore no. Ci disse, fammi la fasola. Disgraziati. Non mi feci cambia poi mi piace. Anche a me. Ora io non so qua a Catania, ma come paese la fasola c'ha forte controindicazione. Ce l'ha anche ad Augusta, sicuramente ne hanno mangiata tanta anche a casa Fiorello, ce li ha a Livorno, ce l'ha dappertutto controindicazioni, non vogliamo sapere altro, ce li ha. Che mia moglie mi fece 15 giorni continui di fasola. Signore, arrivai a punto, credetemi, che un trombone ce l'avevo incorporato. Sì.
Quando volevo prendere note troppo acute, non c'era bisogno che mi appoggiavo andare. Va bene, non dica altro. Ma la disgrazia infinita fu che 15 giorni di fasola si mangiava per mia moglie. Che ha un problema? Che già mia moglie senza fasola, signor La Rosa. Mia moglie sgancia bombe troniche. Va bene, per favore, va bene. No, vabbè. Signor La Rosa, mia moglie è catalogata nei libri armi da guerra. Addirittura. Non c'è sta... L'anno scorso non ci fu la guerra con Gheddafi? Sì, un paio di anni fa. A mia moglie non ci arrivò la cartolina? Destinazione Lampedusa. L'avevano mettere su Prascoglio puntata verso la Libia, così. Ci davano a mangiare fasola e boom! La lasci stare, mi dica proprio in un minuto com'è andata quella sera, dai. Quella sera che è successo? Quella sera, signor La Rosa, dopo 15 giorni mi pare che mi parlavo cuore. Mi coricai in della stanza da letto che già è attrezzata. Perché io sapendo mia moglie, io sopra il letto ci fece, quando è grande tutto il letto, ci fece la cappa speratutto. Va bene. Con un interruttore ce l'ho sul comodino, ci mise 3 motori turbo. Magari i coperte si tira, se ne tiene. Mia moglie si venne a... Io ero già corcato. Mia moglie si venne a corcare, la porta dalla stanza del letto buio, il corridoio illuminato. Hai visto in controluce mi passa l'esorcista. Da come tagliavo. Entrò, si mise a letto, isava la coperta, si corcava, si commigliava, ferma, immobile. Mi tagliavo, giravo come un esorcista, giravo solo l'occhio, come per dire stanotte ti consumo. Si rimise gli occhi così e immobile si ci muoveva sulla panza. Va bene, capiamo bene. Gli caricavo 18 colpi in canna. Va bene. 18 Io dissi allora non è che mi vuole struppiare, mi vuole ammazzare stasera. Era male intenzionato. Come caricavo 18 corpi, mi tornava a tagliare, mi fece un sorriso che pare che mi voleva dire mischino, che sai che t'aspetta. Carusi piglia e si gira su questo fianco. Ma come? Mi punti l'arma diretta ancora? Mettiti al contrario, manca giustissimo, ma al contrario di rimbalzo dal muro è meno forte. Mi fai meno danno, certo. Non solo si mise con l'arma puntata, poi pigliava la chiama e fece su te coperti, dice 1, a carica, 2, a 3 non ci aveva arrivato mai, 3. Quindi? Come ci viste dalla terza, adesso qua siamo sogno morto. Quando aggiungo la cappa, vediamo se si attrae qualche cosa. Mi stiro longo e incominciano a passare il malo destino. Non ci rifletti. Stirandomi mi sollevai o cruruzzo. Mi mise, signor La Rosa, proprio a bersaglio preciso. Mentre sono così, Ida sgancia la madre di tutte le bombe troniche. Mi piglia andata carina. Mi sollevavo 20 centimetri. Io... Per definirmi, appena lei mi sollevò, calai la mano, vai a mungere un interruttore, partono i motori, già era a mezza altezza, mi succavo con tutti i coperti, mi uscita la canna fumaria come un missile Sputnik. Dopo 10 minuti atterrai in lungomare di Reggio Calabria, 10 minuti. Senza ponte, senza ponte. Grazie, signor Litterio Scalisi. Grazie.